Siculiana in the World vuole essere un'iniziativa che si collega all'idea del turismo delle radici, un progetto nazionale promosso dal Ministero degli Affari Esteri. Siculiana fa parte del circuito, noi abbiamo intrapreso già questa strada con Ayrton Senna, con la ricerca delle sue origini, della bisnonna Giovanna Magro, che ci ha condotto poi alla realizzazione della mostra museo Astro. Oggi rilanciamo il tutto, l'idea è quella di intercettare i tanti siculianesi nel mondo che nel corso di questi anni si sono, come dire, affermati nel mondo della cultura, dell'arte e del lavoro. È un modo per costruire dei ponti attraverso coloro i quali nell'arco del tempo, ormai saranno la terza, la quarta generazione che noi vogliamo recuperare alle loro radici, costruendo appunto un ufficio che consenta loro intanto di conoscere meglio da dove provengono, e Siculiana è aperta a questo discorso non soltanto da un punto di vista della memoria, che è fondamentale e importante, ma anche come mezzo per uno sviluppo turistico di qualità, che veda il ritorno di quanti nel corso degli anni, gli avi soprattutto, se ne sono andati per trovare fortuna altrove. Ogni anno individueremo e premieremo i siculianesi che si sono contraddistinti, e quindi questo aiuterà sicuramente a quanti ormai da anni non vengono più a Siculiana di trovare un luogo, un punto di riferimento e un momento dedicato a loro, perché la memoria collettiva di una comunità non si smarrisce. Questo si inserisce nell'ambito di quel progetto di memoria, di archivio, di cultura che noi stiamo portando avanti insistentemente. Oggi è un tassello fondamentale, perché la biblioteca non rappresenta soltanto un luogo di lettura, è un presidio culturale importantissimo, un punto di riferimento e anche una modalità, perché no, per promuovere la carta, l'odore della carta, il recupero di quella capacità di sfogliare anche un giornale. Saremo aperti il sabato mattina, la domenica mattina, appunto per consentire a quanti lo desiderano di ritornare un attimo a condividere anche un giornale, per confrontarsi, per leggere un libro, e poi la cosa importante che rientra all'interno di una struttura che fa parte di un circuito generale all'interno del contesto scolastico, quindi il centro sociale che recupera una funzione fondamentale a livello culturale e anche artistico, che darà la possibilità ai nostri studenti soprattutto di vivere lo spazio biblioteca. C'è un angolo proprio dedicato anche all'infanzia, ma anche il teatro è un centro di aggregazione giovanile, quindi un luogo davvero di incontro per tutte le età. In questa biblioteca innanzitutto ci sono i volumi della vecchia biblioteca che noi chiaramente abbiamo ripreso, e più abbiamo comprato moltissimi libri. Ci sono tante sezioni: sociologia, psicologia, letteratura italiana e straniere, poi libri di attualità, libri dei maggiori autori siciliani, locali, di tutto. Abbiamo più di 4.500 volumi, quindi tantissima carne sul fuoco, e ancora ne compreremo, perché noi abbiamo intenzione di capire anche i desiderata della nostra utenza, cosa hanno bisogno i siculianesi di leggere, e devono riscoprire il piacere della lettura, perché la lettura non è un click su internet e trovare la notizia, la lettura è tutt'altra cosa. Ecco, quello che vogliamo fare è questo. Poi vogliamo dare alla biblioteca un valore di tipo sociale. Qui deve essere un luogo di incontro, di scambio culturale e sociale. Qui dobbiamo analizzare, intercettare i bisogni dei nostri cittadini per poterne parlare, per organizzare delle tavole rotonde, per approfondire